Perché questo titolo? Allora, questo titolo è stato pensato insieme a un tavolo di lavoro che è nato all'inizio del 2018, grazie a questo progetto che è stato promosso da Alisa e che ha permesso tramite l'erogazione proprio di fondi di porre una maggiore e ulteriore attenzione a quella che è la salute mentale perinatal. Sabato presso la società economica dalle 9 all'1 ci sarà proprio questo intervento dove racconteremo cosa significa essere donna e nascere mamma e tutte le fatiche e i vissuti di trasformazione che la donna attraversa nella fase della gravidanza, la famiglia in preparazione dell'accoglimento del bambino che verranno raccontati quelli che possono essere i sintomi che la mamma sente sia in gravidanza che poi nel postparto, raccontando tutti quelli che sono i servizi e la rete presente sul nostro territorio. Quali sono i servizi che l'ASL offre per l'accoglienza della maternità? La nostra ASL in questo già da diversi anni, dal 2011, ha attivato un progetto di prevenzione e trattamento e presa in carico della depressione postpartum. Questo progetto è un progetto interdisciplinare, quindi nasce attraverso proprio l'unione di forze di più servizi, il servizio di salute mentale, il consultorio familiare, i medici di medicina generale, i pediatri, cioè diverse figure professionali si interfacciano facendo proprio rete. La collega parlava appunto di rete sociale, rete familiare, anche la rete dei servizi vuole poter essere di supporto alla donna e alla famiglia nel postpartum e in gravidanza.